Un giallo a cui non si riesce a venire a capo, non si placa il lavoro dei carabinieri nelle ricerche di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni scomparso nei giorni scorsi dalla sua galleria d'arte di Rosà. Qui erano stati rinvenuti gli effetti personali del consulente che tante battaglie aveva portato avanti e vinto in tutta Italia contro i velox irregolari. Il primo a dare l'allarme era stato il referente del centro consumatori Antonio Tognoni, che aveva provato senza esito a contattarlo. Gli inquirenti avevano avvertito anche la sorella di Menegon e assieme si erano recati nella sua abitazione di Tezze sul Brenta, dove vive solo dopo la morte della moglie, trovando tutto chiuso, nessuna notizia, nessun contatto con i familiari. Non sappiamo ancora nulla, navighiamo proprio nel buio più completo. Quindi stiamo aspettando, vedere che magari possa essere stato magari un momentaneo smarrimento suo, non sappiamo, anche perché lui ha 78 anni. E vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. L'unica cosa che ci desta un po' sospetto è come sono state trovate le sue cose all'interno del suo ufficio, con sto telefono per terra, con tutte le sue cose personali sul tavolo, il computer acceso, e quindi non abbiamo idea. Io ho avuto l'ultimo contatto con lui, è stato il 1° gennaio, e comunque ho visto che c'era stata un'apertura del cellulare alle 7:58 della mattina, mi pare del 2 gennaio. Quindi credo che lui avesse ancora in mano il telefono a 2 gennaio. Provvidenziali potrebbero essere gli accertamenti su alcune immagini di una telecamera di videosorveglianza di un privato che lo riprenderebbero mentre sale su un furgone. Anch'io ho sentito questa cosa qui, però non abbiamo idea di quando può essere successo, cioè l'arco temporale di quando stiamo parlando. Là bisogna sentire le autorità che cosa hanno visto su sto filmato, non abbiamo idea.